Dal versante interno del poligono si vede il paese di Escalaplano. Si dice che qui ci siano troppi bambini nati malformati. All'inizio credevo che fosse mia la colpa. Poi, come hanno detto i professori, da parte mia e da parte di mio marito, non c'è nessuna colpa. E cosa gli hanno detto i professori? Prima di tutto mi hanno rassicurato che non era ereditario. Poi che sarebbe vissuta pochissimo. Quanti anni ha? 15? 15. Ecco, ed è vero che sono stati molti casi... Nell'88 sì. Più o Sì. meno quanti? Io un dato preciso non glielo so dire, però ricordo all'ospedale che parecchi casi erano arrivati là. Senta, sua figlia è l'unica bambina che ha dei problemi in questo paese? Ma ce ne sono altri, non come Maria Grazia. Maria Grazia è proprio, diciamo che è il limite. Di più non ce ne potrebbe essere. Sono il genitore di una bambina che è nata con una malformazione alla mano. In pratica gli mancano tutte le dita della mano destra, ha solo dei piccoli accenni, ecco, delle dita. La bambina ora deve compiere 10 anni. All'inizio noi l'abbiamo presa come fosse un caso così, un caso qualsiasi, l'abbiamo presa in quel modo. Quando poi siamo venuti a sapere che nello stesso periodo ne sono nati altri bambini, tutti, e allora la cosa ha cominciato a... Quando avete saputo che c'erano altri bambini? Cioè lo vedete, lo constatate perché siete nello stesso paese? Sì, l'abbiamo constatato in seguito che ne sono nati altri con malformazioni diverse. Sono parecchie. Mi dà un'idea? Saranno una decina, diciamo. Su quanti abitanti? Su 2800 abitanti. C'è silenzio dappertutto, principalmente qui anche al comune. Però se possono fare qualche cosa, anche per sapere da che cosa può essere, può anche darsi che sia anche colpa mia e i professori non l'hanno scoperto. Però Maria Grazia non si può né difendere, non può parlare. E mi piacerebbe scoprire proprio. Scoprire cos'è successo nell'88 a Escalaplano, quando è nata Maria Grazia e gli altri bambini malformati, e cos'è successo nel 94, quando è nata la figlia del signor Artizzu e gli altri bambini con gli stessi problemi. Non sono state fatte indagini scientifiche per ora. E comunque è difficile trovare una causa ambientale in questi luoghi senza industrie e senza un'agricoltura intensiva che fa largo uso di pesticidi. Per questa ragione c'è chi guarda con sospetto alle attività del poligono. Lei mi conferma che non è stato mai sparato? Ma io le confermo che dalle certificazioni, dai referti esistenti che risalgono diciamo, ad un arco temporale di circa 15-20 anni, si rileva che non è mai stato fatto uso di munizionamento con uranio impoverito. Ho chiesto al Ministero della Difesa di avere i registri delle esercitazioni, non mi è stata data risposta. Quel che è pubblico è questo documento semestrale nel quale si descrivono sommariamente le attività del poligono, senza entrare però troppo nel dettaglio. Ma lei per esempio come sindaco avrebbe la possibilità di chiedere la lista delle armi del tipo di armi che vengono utilizzate? Io credo di no, ecco. Ma questo sinceramente non le so rispondere. Premesso che l'Italia non ha armi, non ha munizionamento all'uranio impoverito, questo munizionamento all'uranio impoverito è il munizionamento standard di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Sono paesi che vengono a fare le loro esercitazioni nei poligoni sardi. L'uranio impoverito è legale, purtroppo è legale, non può essere proibito l'uso dell'uranio impoverito. Davvero possiamo essere certi che le industrie italiane, a differenza di quelle statunitensi, inglesi e francesi, hanno rinunciato a usare quel metallo solido di estrema efficacia ed economicità che è l'uranio impoverito?
Nel 2001 un addetto alle munizioni di un deposito di armi militari, impaurito dalla vicenda dell'uranio, scrivendo al suo superiore lamentava che alla fine della missione di pace in Somalia nel 94 lui aveva manipolato senza alcuna protezione munizioni all'uranio impoverito rientrato da quella missione, specificando sigle e calibri. Cosa ci fanno delle armi all'uranio impoverito in un deposito militare italiano? E soprattutto, i nostri militari, in quali poligoni hanno imparato ad usarle? Potrebbe garantire ai suoi concittadini che non sono mai state sparate armi, per esempio, all'uranio impoverito o altro tipo di armi? Io questo come faccio a garantirlo? Mi scusi, io sono sindaco da poco tempo. Però se lei domani facesse una richiesta ufficiale, no? E dicesse mi dite per cortesia cosa usate, giusto per sapere la tutela e salvaguardare la tutela dei miei cittadini, secondo lei glielo direbbero o non glielo direbbero? Non lo so, ci sono anche segreti militari. Comunque potrebbe essere un suggerimento, chiedere se rientra nelle loro facoltà e se possono dire quali sono le sostanze o il tipo di munizione usata durante le esercitazioni. E allora scriva. Chieda al comandante del poligono, al capo di Stato Maggiore, al Ministero della Difesa di mettere per iscritto che cosa sperimentano nel poligono. Come sindaco ha il dovere di fare tutto quello che è in suo potere per tutelare i suoi cittadini, perché non hanno che lei e poi le carte servono a futura memoria a ricostruire i fatti e accertare le responsabilità. 2 minuti di quel che vedremo domenica prossima. È al 28 gennaio 2004. Io volevo sapere il motivo del rinvio dell'udienza di oggi. Io non sono alla cancelleria della segreteria del Presidente, sono in sostituzione di un giudice che non sarà applicato, non le so dire, ne saprei essere imprecisa. E allora scriva. Chieda al comandante del poligono, al capo di Stato Maggiore, al Ministero della Difesa di mettere per iscritto che cosa sperimentano nel poligono. Come sindaco ha il dovere di fare tutto quello che è in suo potere per tutelare i suoi cittadini, perché non hanno che lei e poi le carte servono a futura memoria a ricostruire i fatti e accertare le responsabilità. 2 minuti di quel che vedremo.